difende il pallone da due avversari, lo perde, però adesso innesca la ripartenza di Baccherotti che mette giù il pallone. Emidi però imperioso, commette fallo stavolta. C'è un cartellino rosso per Emidi, che ha detto qualche parola di troppo al direttore di gara. Il De Angelis giocherà in 7 i restanti 4 minuti della gara. L'arbitro sospende la gara quando mancavano circa 3 minuti alla fine, sul risultato di 3-3. Vediamo adesso la decisione del direttore di gara, ma sembra proprio finita. Accerchiato dai giocatori di entrambe le squadre. Non mi aspetto, io faccio calcio da una vita, non puoi fare una cosa del genere. Ma non esiste, hai rovinato te la partita. Il portiere ti ha detto di tutto. Il portiere ti ha detto di tutto, il portiere ti ha detto di tutto. Chiamiamo i carabinieri. No, ma ti sei cagato sotto. Guarda che mi ha fatto. Capito? La dovete far finita, la dovete fare. La dovete far finita. Terrorismo, il portiere fammi la cortesia, io pensavo che mi davi una mano, invece. Oh, io sì. Ah, io che te faccio, visto che ha fatto, stavi lì a guardare invece di portarlo via. Ma lo stronzo chi è? Andiamo via. Ti sto dicendo, ma ti rendi conto che ha combinato? Io sto uscendo, mi conosce, non sa che non... Ma tu mi dici una cosa, no, mi dici una cosa, dimmi quando mi hai visto litigare. Ma aspettavo la regola, l'ho chiamata, gli ho chiesto cortesia, l'ho chiesto 3 volte, è venuto il giocatore suo, mi dai cazzotti da dietro, quando mi sta parlando lei. Lascia perdere, io sto parlando, ti sto dicendo perché dal portiere ti sei fatto di tutto dal portiere, capito? E che vi cagate sotto, vi cagate, capito? Perché quando una squadra è ultima è così. Se io ho fatto il casino e mi sono preso il giallo mio, mi pare che voi siete preso il rosso